Chiesa antichissima, fondata tra VII e VIII secolo e intitolata a Santa Maria. Venne rifabbricata nel XII secolo perché il doge Michiel aveva donato alla chiesa il corpo di San Donato, vescovo di Evoria in Epiro, che venne collocato nell'altare a destra dell'altare maggiore. Il culto del santo si diffuse molto nel 400, così la chiesa venne dedicata anche a San Donato. La facciata ha il tipico impianto dello stile romanico lagunare, in mattoni a vista, con la parte centrale a capanna e più alta rispetto alle laterali. È assolutamente spoglia. 4 lesene la ripartiscono, salendo fino al coronamento e collegandosi agli archetti. Quelli centrali si uniscono sopra una bella bifora. Le 2 lesene centrali affiancano il semplice portale romanico, sopra il quale si trova il piccolo rilievo marmoreo di San Donato e devoto di fine 300. Alla base delle 2 lesene laterali si trovano 2 candidi pilastri poligonali di epoca romana, I-II secolo, finemente lavorati, di probabile origine altinate. Straordinaria invece è la parte absidale, uno dei massimi esempi di romanico lagunare. Doppio ordine di 7 nicchie, con 2 ali laterali digradanti. Gli archi delle nicchie poggiano su sottili colonnine di candida pietra d'Istria. Una bella doppia serie di denti di sega decorativi, con inserti marmorei bianchi, verdi e grigi, corre tra i 2 ordini. Superbo loggiato percorribile nel secondo ordine. Il campanile coevo, alto 50 metri, posto a destra leggermente staccato dal corpo della chiesa, aveva una bella cupola con ringhiera di bianche colonnine. Crollato nel 1536, colpita da un fulmine. Da allora chiuso da un semplice tetto di tegole a 4 spioventi. Interessante orologio del 1673. L'interno della chiesa, a croce latina, si presenta sobrio, ma maestoso. È interessante il fatto che le misure degli elementi architettonici e degli spazi interni sono regolati su un modulo di 280 cm. Ad esempio l'intercolumnio misura un modulo, le 2 navatelle 2, il transetto 3. La navata centrale presenta 7 colonne di marmo greco, 5 più 2 separate dal transetto, con il numero 7 che si richiama alla simbologia mariana illustrata da San Bernardo da Chiaravalle. Sui capitelli di stile composito o corinzio, alcuni del V secolo, poggiano archi romanici legati da catene lignee, necessarie per la statica dell'edificio. Il tetto è a carena di nave. Dopo l'ingresso, nella navata a sinistra, il busto della Madonna delle Stelle con il motivo delle stelline dipinte sul manto blu, eseguito su tavola da un anonimo del primo 400. Sopra l'entrata della Cappella Filomena c'è la lunetta di Lazzaro Bastiani del 1484. I santi Giovanni Battista e Donato presentano alla Madonna Giovanni degli Angeli, canonico della chiesa. Nella cappella laterale sinistra, dedicata alla Madonna delle Grazie, l'icona della Vergine col Bambino del tardo 200 è collocata sull'altare, bella e carismatica, oggetto di devozione. Nel presbiterio domina l'altare barocco imponente di Antonio Gaspari, consacrato a San Lorenzo Giustiniani. Davanti al tabernacolo è appoggiata la pala feriale, con al centro l'Assunzione della Vergine e ai lati 6 santi, sotto altri 12 santi, rivolti verso il Cristo passo posto al centro, opera di metà 300. Sopra l'altare è collocato il sarcofago di San Donato. Ai lati dell'altare le 2 statue di San Lorenzo Giustiniani a sinistra e di Sant'Eliodoro a destra. Domina l'abside il catino decorato con una splendida Madonna orante immersa in un fondo oro, erta su un suppedaneo, con le mani aperte sul petto in segno di preghiera, lo sguardo dolce rivolto alla propria sinistra e la figura slanciata, avvolta nel manto e nel maforium di un blu intenso. Nella cappella laterale, a destra del presbiterio, vasca battesimale dell'antico battistero demolito nel 1719, ricavata da un cubo di granito greco, che era pietra tombale di Lucio Acilio, decurione romano di Altino. Nella parete la grande tela con la Vergine del Carmelo consegna lo scapolare a San Simone Stock di Bartolomeo Scaligero, 1668. Sopra la terza colonna di sinistra si nota a rilievo un leone marciano con sotto una botticella, nota come Bottazzo de Sant'Alban. La botticella venne qui murata nel 1543 quando, in un periodo di accesa rivalità con Burano, venne rubato il barilotto che si trovava nella parrocchiale di Burano, ritenuto miracoloso, perché rimaneva sempre pieno per quanto vino se ne bevesse.
Un capolavoro assoluto della chiesa è il vivacissimo pavimento musivo che la ricopre interamente, perfettamente conservato. Realizzato con marmi e paste vitree policrome, posate sia con la tecnica dell'opus sectile sia con quella dell'opus tassellatum. Nel corso dei secoli, pur con notevoli interventi di restauro, mantiene intatta tutta la sua freschezza coloristica e simbolica dal lontano 1141, anno in cui fu posato. Motivi geometrici e simbolici richiamano all'eternità di Dio. I grifoni che si affrontano alludono alla lotta sui vizi. I pavoni che si cibano in un calice sono il simbolo della grazia di cui si nutre l'anima. L'aquila in volo con l'agnello tra gli artigli è il simbolo di fortezza e di eternità. I galli, la vigilanza virtuosa, i grilli, il focolare domestico, i nodi di Salomone, che non possono essere sciolti, simbolo di eternità.